li spinge italiano a base di asparamo, farina, sale e acqua. Qua abbiamo le panelle con gli asparagi pure selvatici e la frittata di asparagi, tutto a base di asparagi. Allora, qua abbiamo porchetta affumicata al barbecue, formaggio affumicato e cipolla croccante con una focaccia che diventa un crackers fuori e morbido dentro. Sì, è un affumicatore stile americano. Allora, per la porchetta andiamo sulle 6-8 ore, invece per il pulled pork sulle 12 ore di cottura. Sono fatte con panne, formaggio, uova e menduccia. Quante ore di cottura c'è voluto? Un 10 minuti. 10 minuti per friggere, una mezz'oretta per mettere nella salsa. Quante persone avete servito già? Un 6.000. Casareccia con crema di asparagi e asparagi selvatici interi con il soffritto classico che facciamo a casa, quindi cipolla, asparagi, olio, quello nostro locale e viene fuori. Il pubblico gradisce tantissimo, oggi è stata la pietanza più richiesta. È buona, però manca la carne, è solo asparago con uova, pan grattato e formaggio e questo è sugo. È stato un successone che ha superato anche le nostre aspettative. Quindi vuol dire che questo è un prodotto di punta del nostro territorio, che piace, sa farsi piacere, preparato in tutte le salse. L'arancino barra arancina è andato a ruba. Tutte le pietanze sono andate a ruba delle buonissime polpette fatte, come si vuol dire, all'antica, no? Le polpette di pane e formaggio e asparagi, quindi possiamo davvero ritenerci più che soddisfatti di questa seconda edizione e siamo già pronti a limare quello che diciamo si può migliorare e siamo già pronti e lanciati per la terza edizione del 2026. Non ti nego che l'emozione è vedere il mio paese così vivo. Amo Sant'Angelo, altrimenti non farei politica per il mio piccolo borgo, non ci metterei assieme alla mia meravigliosa squadra di assessori e di consiglieri, non ci metteremmo in moto altrimenti. Quindi siamo davvero orgogliosi di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo ancora per realizzare, di quello che realizzeremo. Davvero una bella emozione vedere Sant'Angelo così viva.